Il ministro Valditara su questo ha dichiarato appunto che ritiene importante lo psicologo nelle scuole. Abbiamo bisogno di ripristinare assolutamente quei fondi dedicati che erano stati giustamente previsti nel 2020 e che con un piccolissimo investimento di poche decine di milioni di euro sono stati generatori di un'enorme quantità di benessere nei ragazzi e nelle famiglie in tutta Italia. Questo l'appello che fa Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine degli Psicologi Veneti. Un appello che arriva a ridosso dei drammatici fatti di Abbiategrasso. Nel 2022 erano stati stanziati 40 milioni di euro per finanziare un progetto che però non ha trovato continuità. Ogni psicologo aveva in media 120 ore di attività, sono state bruciate sostanzialmente in tempi molto rapidi con una richiesta enorme e anche dei feedback positivi ottenuti da dirigenti, psicologi, famiglie nei vari questionari e nelle varie valutazioni che sono state fatte a termine. La stragrande maggioranza dei dirigenti scolastici richiedeva la possibilità di avere in maniera costante e strutturale il supporto dello psicologo e così anche i familiari, i presidenti dei consigli di istituto e molti ragazzi che su questo hanno dato delle valutazioni estremamente positive. L'Italia è tra le pochissime nazioni europee dove non c'è la figura dello psicologo scolastico. Inserire un ruolo simile negli istituti sarebbe un investimento per risparmiare anche sul sistema sanitario nazionale. Un investimento che da questo punto di vista ha un ritorno enorme. Si stima che in media un euro investito in prevenzione psicologica permetta di risparmiarne sulla spesa pubblica dai 4 ai 10 negli anni successivi in termini di spesa sanitaria, spese giudiziarie e spese sociali, oltre a essere un diritto-dovere di ogni ragazzo e di ogni famiglia di avere un percorso di apprendimento segnato dal benessere e non dal malessere.